Montallegro, molti i fedeli che sono saliti al santuario per ringraziare la Madonna della grazia ricevuta, nessuna vittima e nessun ferito. Ora bisogna ricostruire. Da oggi i bambini di Portofino a scuola Via Mare, ripristinato nel borgo il gas, sopralluogo a ruta del sottosegretario Giorgetti, predisposte le ordinanze per i porti del Tigullio occidentale. Al via la campagna anti-influenzale, 23.000 le dosi di vaccino affidate ai medici di famiglia. Il vaccino è gratuito per le persone con più di 65 anni e le fasce a rischio. Il Papa all'Angelus, illusorio separare amore verso Dio e amore verso il prossimo. Nella preghiera domenicale il cordoglio per i pellegrini copti assassinati venerdì scorso dai terroristi dell'ISIS. Benedetti dal vescovo diocesano i lavori di restauro del santuario di Nostra Signora dell'Oliva Bacezza, rifatti il tetto, le facciate, l'impianto elettrico e di illuminazione per una spesa di quasi 590.000 euro. Vittoria per la Virtus Entella nella seconda gara del campionato di Lega Pro, sconfitto il Pisa 2-0, attesa per domani la decisione del TAR del Lazio sulla riammissione dei biancocelesti in Serie B. Buonasera a tutti, gentili telespettatori, e benvenuti nei nostri studi. Per Rapallo, quella di ieri è stata la giornata del ringraziamento e della riflessione. In molti, infatti, sono saliti al santuario di Montallegro per un momento semplice di coinvolgimento e, nonostante gli ingenti danni, nessuna persona ha perso la vita o si è ferita nella fase concitata della mareggiata di lunedì scorso. A distanza di una settimana un'occasione per raccogliere le forze e quindi per ripartire. Vediamo il servizio da Rapallo. Per Rapallo, tra gli yacht e i detriti trascinati dalla violenza del mare sulle spiagge lungo la strada, sono evidenti segni di qualcosa di umanamente inspiegabile. Una grazia silenziosa iscritta tra le tante ricevute dalla città e dal comprensorio e attribuita all'intercessione della Madonna di Montallegro. La gente stessa di Rapallo ha intuito che nel gran disastro che c'è stato un intervento divino, perché non si sono registrate nessuna vittima e nessun ferito, nessuno. E questo, come dire, per la gente di Rapallo è stato un segno di una protezione della Madonna. Mi hanno detto: ci ha portato via le cose ma non ci ha portato via le persone. E poi ancora mi hanno detto: ci convochi su a Montallegro. Al santuario sono saliti in molti, rappallesi e non solo. Al termine di una settimana concitata, a tratti anche drammatica nel suo svolgimento, un momento in cui raccogliersi e ringraziare per quanto non è accaduto, ma anche per la straordinaria solidarietà e collaborazione ricevuta. È stata una risposta veramente corale di tutta la città. E questo è stato un segnale molto, molto bello, molto forte di determinazione, di volontà di reagire, di ricominciare. Ad oggi la città si sta riprendendo, c'è stata una partecipazione cittadina straordinaria da parte delle persone, una voglia di ripartire altrettanto straordinaria, tutta la burocrazia interna del comune e della regione ha funzionato in maniera eccellente. Noi adesso abbiamo il dovere di riportare Rapallo alla normalità. Il rettore nell'omelia ha preso a spunto il Vangelo domenicale, indicando in 2 parole le coordinate da cui ripartire: ascolta e amerai. In questo momento la città di Rapallo chiede di essere ascoltata anche nei loro drammi, anche nei loro dolori. Questo credo che sia un atteggiamento assolutamente importante da potergli restituire. E poi amerai. E ho voluto cogliere il verbo al futuro, come dire, non è vero che non l'abbiamo fatto, ma da domani lo dobbiamo assolutamente fare, tirarci sulle maniche le istituzioni, la Santa Madre Chiesa, la Caritas, i volontari, i cittadini, i vicini di casa e quant'altro ed esserci per gli altri. Ave Maria, Madre d'amor, Ave, Ave, Madre d'amor. C'è
vede la diga del porto Carlo Riva di Rapallo, non si vede ferro. Era cemento armato? Sulla base di questo dubbio il Codacons ha scritto all'amministrazione dello scalo e ha presentato un esposto in procura, promuovendo nel contempo una class action per cui è in corso la raccolta delle adesioni. Sicuramente il peso dei danni non dovrà ricadere sui privati che confidavano di avere affidato la propria imbarcazione a un porto sicuro e di essere adeguatamente assicurati in caso di eventi naturali. Si legge in una nota stampa dell'Associazione Consumatori. In ragione di ciò il Codacons ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica perché si faccia chiarezza sul tipo di realizzazione della diga, sulla manutenzione della stessa, sulle eventuali responsabilità. E questo pomeriggio a Rapallo, prima di una riunione in prefettura a Genova, si è fatto il punto dei danni della mareggiata nel salone del Consiglio Comunale. Era presente il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, il prefetto di Genova Fiamma Spena, il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti. Hanno partecipato le forze dell'ordine, i sindaci delle località più colpite, Rapallo, Santa Margherita e Zoagli. Assente era il sindaco di Portofino che però ha incontrato la delegazione durante il sopralluogo a Ruta di Camogli, dove i militari del 32esimo reggimento del Genio Guastatori dell'Esercito sono impegnati nella realizzazione di un collegamento viario con Portofino, che dopo la mareggiata della scorsa settimana, ricordiamo, è raggiungibile soltanto via mare. E via mare questa mattina sono arrivate le bombole del gas e sono andati a scuola pure i bambini. Vediamo. Da questa mattina i bambini di Portofino, isolata dalla mareggiata dalla scorsa settimana, hanno potuto raggiungere la scuola via mare. Una buona notizia per il borgo che cerca di tornare alla sua seppur difficoltosa normalità. Il servizio dei battelli è iniziato alle 7 e ha consentito ai piccoli di raggiungere la scuola in sicurezza. Il collegamento via mare dunque resta quello principale per gli abitanti del borgo, mentre l'ente parco ha autorizzato la sistemazione temporanea di 2 percorsi terrestri, uno da Portofino Mare a Portofino Vetta per i soli veicoli istituzionali autorizzati e l'altro da Portofino a Nozzarego, percorribile in moto per le sole situazioni di urgente necessità, quando il mare non permetta di lasciare il paese con i battelli. Sui lavori vigilerà l'ufficio tecnico del parco di Portofino con la polizia locale di Santa Margherita Ligure e Camogli, che predisporranno i cartelli con tutte le limitazioni e le condizioni di transito. Intanto sarà ripristinato a breve il servizio gas a Portofino e Paraggi, in un primo tempo attraverso una postazione alimentata da bombole e successivamente con un allaccio temporaneo dagli impianti di Italgas nella zona della Cervara. Questa mattina sono state scaricate le prime bombole. Questa sera riusciremo forse a riavere il gas nelle case per i nostri anziani, per i nostri abitanti. Si chiude così un'emergenza di prima necessità molto importante per Portofino. E questo consentirà anche di riattivare le attività commerciali. Portofino deve incominciare a vivere al più presto, dobbiamo dare un segnale al mondo che Portofino è vivo e che ci siamo. Per quanto riguarda Santa Margherita Ligure, l'amministrazione comunale invita tutti alla massima prudenza e a non entrare in zone recintate e comunque a non sostare nella zona di Punta Pedale perché diversi tratti necessitano di verifiche di stabilità. Intanto il comandante del Circomare di Santa Margherita Ligure, Antonello Piras, ha firmato un'ordinanza che disciplina le rimozioni dei natanti affondati a Portofino, Santa Margherita e Rapallo. I proprietari e i loro delegati dovranno presentare apposita istanza. Una seconda ordinanza della Capitaneria disciplina l'ingresso e l'uscita dal porto di Santa Margherita Ligure per i soli mezzi di soccorso e per i traghetti e, solo dall'alba al tramonto, anche per i pescherecci. Prosegue anche l'attività ambientale attraverso l'utilizzo di panne assorbenti per il gasolio e di un mezzo disinquinante. E questa sera Telepace tornerà a parlare dei disagi subiti dal territorio a causa dell'eccezionale mareggiata di lunedì scorso. Lo faremo con una diretta speciale, ospiti in studio qui a Chiavari, l'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone, i sindaci di Rapallo, Santa Margherita e Zoagli. In collegamento telefonico i primi cittadini di Portofino e di Sestri Levante. Sentiremo anche la voce degli albergatori e dei balneari. La trasmissione inizierà alle 21:10, il pubblico di casa potrà intervenire inviando degli SMS. Dopo alcuni giorni di variabilità tornano le fasi instabili sulla nostra regione, parliamo di maltempo. La Protezione Civile regionale ha diffuso un nuovo allerta meteo giallo per temporali per quanto riguarda la giornata di domani. Sul bacino C del Levante
scatterà alle ore 8 di domani mattina e proseguirà sino alla mezzanotte. L'allerta riguarda i bacini piccoli e medi delle diverse zone, nessuna criticità sui bacini grandi. La previsione è di un transito rapido da ponente a levante con piogge di intensità moderata, venti forti da sud-est sui 50-60 km/h, raffiche fino a burrasca a 70-80 km/h, specie sui rilievi e sui capi più esposti. A causa del maltempo si è danneggiato il tetto dell'oratorio di San Martino a San Salvatore di Cogurno. In particolare ha ceduto una falda della copertura. Il parroco, Don Maurizio Prandi, ha deciso di spostare le celebrazioni nella cappellina del Villaggio del Ragazzo. Questi quindi gli orari: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 18, domenica alle 8:30. Domenica prossima è in programma la festa di San Martino, la messa mattutina sarà al villaggio, mentre la processione si svolgerà regolarmente alle 15:30 con partenza dall'oratorio. È partita oggi la campagna anti-influenzale in Liguria, terminerà il 31 di dicembre. La possibilità di vaccinarsi è estesa a tutta la popolazione, ma la ASL invita in particolare le persone con più di 65 anni e le fasce a rischio per le quali il vaccino è gratuito. Lo scorso anno in Liguria solo il 50,1% degli over 65 si è vaccinato, un dato che va migliorato per evitare complicanze a soggetti più a rischio e per evitare lunghe attese al pronto soccorso nella fase critica dell'epidemia. Io li faccio tutti gli anni e non sono mai ammalato, sono qui che sono una roccia, non vedo mica sta mago, ho 80 anni ragazzi, 78, quindi mi come tenere il doggio. Perché vaccinarsi? Beh, innanzitutto diciamo perché anche se diciamo non c'è la percezione che l'influenza sia una malattia che porti dei problemi di salute, effettivamente per le persone anziane e diciamo i soggetti che hanno delle patologie di rischio, quindi delle malattie importanti come i cardiopatici, i diabetici, i bronchitici cronici, chi soffre di asma bronchiale per esempio, una patologia, ma anche per esempio le donne in gravidanza che sono diciamo invitate tutte a vaccinarsi nei confronti dell'influenza. Come dicevo, per queste categorie contrarre l'influenza, avere l'influenza predispone alle complicanze che sono anche molto importanti. Si va dalla polmonite, che è la complicanza più importante, all'aggravamento della patologia che uno ha, della malattia che uno ha, e quindi diciamo molto spesso queste persone poi devono ricorrere al medico curante nella migliore delle ipotesi oppure ricoverarsi in ospedale. Il punto di riferimento rimane il medico di famiglia, ma anche gli ambulatori della ASL sono aperti su tutto il territorio. Certo, i medici di famiglia abbiamo dato più di 23.000 dosi di vaccino, quindi faranno il grosso delle vaccinazioni. Noi siamo aperti negli orari che potete trovare consultando il sito dell'ASL 4. Quest'anno un appello aggiuntivo a chi non è mai stato vaccinato anche contro le malattie da pneumococco a vaccinarsi. Il vaccino può essere co-somministrato, quindi somministrato nella stessa seduta vaccinale. Diciamo l'invito, anche questo per le persone anziane e per chi è affetto da malattie importanti, è quello di fare la coppiata vincente, quindi influenza e pneumococco. Tutti gli anni lei viene vaccinato? Sì, ogni anno lo faccio perché è meglio farlo, mi dicono i dottori che è meglio che farlo. Negli anni scorsi comunque non si è ammalato? No, è andato tutto bene, io preferisco farlo tutti gli anni. Proseguono le attività di ripristino del binario tra Chiavari e Santa Margherita, linea Genova-La Spezia, interessato dall'uscita dei binari del treno merci della società Cap Train giovedì 25 ottobre scorso. La prima fase dei lavori con la sostituzione di 6.000 traversine si è conclusa lo scorso 29 di ottobre. Questo ha permesso la riapertura del binario danneggiato. È ora in corso la seconda fase degli interventi che prevede la sostituzione completa delle rotaie e il ripristino della massicciata di 3,5 km di binario danneggiato. Fino al 30 novembre, per consentire le attività del cantiere che vede impegnati 50 tecnici esclusivamente in orario notturno, i treni percorreranno il tratto interessato dai lavori a 30 km orari.
I treni in circolazione sulla linea Genova-Sesti-Levante La Spezia quindi allungheranno i tempi di viaggio sino a 10 minuti, programmati inoltre per alcuni collegamenti regionali limitazioni, cancellazioni e sostituzioni con bus. 5 operatori al giorno di Trenitalia, gruppo FS Italia, saranno a Santa Margherita, Chiavari e Sesti Levante per assistere le persone in stazione. Il dettaglio delle modifiche è consultabile sul sito di trenitalia.com. Per informazioni è attivo anche il numero verde 800 89 20 21. Ripeto, 800 89 20 21. Per 2 giorni via Vittorio Veneto a Chiavari non sarà più isola pedonale ma sarà aperta al traffico. Il provvedimento entrerà in vigore mercoledì prossimo per permettere lavori urgenti di pulizia straordinaria al canale di scarico delle acque meteoriche in via Intella da parte di Iren Acqua Tigullio. Dal 7 novembre dunque fino al termine dei lavori, dalle 8:30 alle 12 e dalle 14 alle 16 in via Intella, nel tratto compreso tra via Grimaldi e piazza Matteotti, sarà interdetta la circolazione veicolare ed è vietata la sosta con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli in via assolutamente straordinaria. Al fine di evitare disagi alla circolazione, quindi sarà consentito il transito con velocità regolata a passo d'uomo in via Vittorio Veneto per accedere a piazza Matteotti e quindi anche a via Costaguta. L'amore per Dio e l'amore per il prossimo sono le 2 facce di un'unica medaglia. È stato questo il contenuto della riflessione che Papa Francesco ha proposto all'Angelus in una piovosa piazza San Pietro gremita di fedeli. Al termine della preghiera mariana il Papa ha espresso cordoglio per l'attentato di 3 giorni fa alla Chiesa copto-ortodossa in Egitto. Sentiamo. Non si possono separare l'amore per Dio e quello per il prossimo. Amare Dio, ha detto Papa Francesco all'Angelus, traendo spunto dal brano del Vangelo della liturgia domenicale, è vivere per quello che Lui è e per quello che Lui fa. E Dio è donazione, perdono, relazione. Amare Dio vuol dire investire ogni giorno le proprie energie per essere Suoi collaboratori nel servire senza riserve il nostro prossimo, nel cercare di perdonare senza limiti e nel coltivare relazioni di comunione e di fraternità. Se ci esercitiamo a vedere con lo sguardo di Gesù, ci porremo sempre in ascolto e accanto a chi ha bisogno. I bisogni del prossimo richiedono certamente risposte efficaci, ma prima ancora domandano condivisione. Esiste un solo Signore e quel Signore è nostro, nel senso che si è legato a noi con un patto indissolubile. Ci ha amato, ci ama e ci amerà per sempre, ha spiegato il Santo Padre. Questo, ha proseguito, interpella le comunità cristiane che devono evitare il rischio di vivere di molte iniziative, ma di poche relazioni, nel senso pieno e cristiano di questo termine. Dopo la preghiera dell'Angelus, il Papa ha rivolto il suo pensiero alla Chiesa copto-ortodossa in Egitto, colpita 3 giorni fa da un attentato terroristico, esprimendo il suo dolore e assicurando la preghiera per tutte le persone coinvolte. Prego per le vittime, pellegrini uccisi per il solo fatto di essere cristiani e chiedo a Maria Santissima di consolare le famiglie e l'intera comunità. Festa ieri mattina al santuario di Nostra Signora dell'Ulivo a Bacezza. Il vescovo diocesano, Monsignor Tanasini, ha celebrato l'Eucaristia al termine della quale ha benedetto i lavori di restauro conservativo e di manutenzione straordinaria dell'edificio sacro. Un impegno oneroso per la comunità parrocchiale che ha affrontato i lavori facendovi fronte con risorse proprie. L'intervento è stato eseguito tra l'ottobre del 2015 e il maggio del 2018 per una spesa di quasi 590.000 euro. Vediamo. Il Vescovo ha apprezzato il coraggio del pastore di questa comunità, è stata una scommessa e per ora i risultati si vedono, è stata vinta. Sì, non so più se coraggio o incoscienza, però
le cose quando vengono fatte insieme, supportate anche, quando senti che tutta una comunità, tutta una famiglia parrocchiale e non solo ti sostengono, si riesce a fare anche queste cose straordinarie, ecco, straordinarie non proprio perché vanno fuori dall'ordinario, ma è stato un po' anche, come diceva il Vescovo, il preservare secoli e secoli di preghiere, di desideri, di speranze, di sacramenti celebrati qui, per non sciupare anche tutto quello che era stato fatto dalla comunità in passato. Che impegno è stato anche dal punto di vista economico per la comunità? Beh, l'impegno era partito più o meno con un 400.000 euro di spese per il tetto e per le facciate. Siamo arrivati a una spesa totale di circa 570.000 euro, perché nel frattempo abbiamo trovato che c'erano negli interni specialmente tutti gli impianti elettrici da rifare, il riscaldamento, le caldaie dei vari appartamenti che erano tutti collegati. Abbiamo staccato tutto, luce, acqua, gas, abbiamo praticamente fatto tutti gli impianti autonomi. Si è fatta un'operazione che alla parrocchia è piaciuta tantissimo e che era comunque doverosa. C'era la statua seicentesca della Madonna, che si è deciso di sostituirla con una coppia e portare all'interno questa opera veramente pregevole e ricca di storia, ma da un punto di vista artistico veramente molto interessante. Rapallo ha celebrato la ricorrenza del 4 novembre nel centenario della fine della Grande Guerra. Numerosi i partecipanti che hanno assistito alla Santa Messa in Basilica, celebrata dal parroco Don Stefano Curotto, per poi formare il corteo che ha sfilato in piazza Cavour, Corso Matteotti, via Giustiniani, prima della sosta in prossimità del monumento ai caduti di tutte le guerre. Folta anche la rappresentanza delle forze dell'ordine, delle associazioni militari e combattentistiche e anche di cittadini. Una cerimonia particolare, quella di quest'anno, in piazza 4 novembre sul lungomare cittadino sono ancora palpabili i segni dei gravi danni provocati dalla mareggiata, tanto da rendere necessaria una variazione sul programma consueto delle celebrazioni del 4 novembre. Il rito della posa della corona di allora ai caduti del mare non è infatti avvenuto sul molo al centro del lungomare, che al momento è inagibile, bensì il molo Duca degli Abruzzi all'inizio del porto di Rapallo. Anche a Chiavari si è svolta la commemorazione del 4 novembre, dopo la Santa Messa celebrata nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto. Le autorità civili e militari, accompagnate dalla banda, hanno sfilato in corteo sino a Piazza Roma. Qui, davanti al monumento ai caduti, si è svolta la cerimonia dell'alzabandiera con la deposizione di una serie di corone di alloro a memoria di tutti i caduti della Prima Grande Guerra. In precedenza il sindaco, accompagnato dal comandante della Polizia Municipale, ha deposto una corona di alloro su tutti i monumenti cittadini dedicati ai caduti del primo conflitto mondiale, di cui quest'anno ricorrono i 100 anni dalla fine. A partire dal 7 novembre si potranno presentare le domande di finanziamento per organizzare campagne di informazione specifiche per i settori dell'agricoltura e delle produzioni agroalimentari. Si tratta di una delle possibilità offerte dal piano di sviluppo rurale. Le azioni di informazione sono rivolte a imprenditori agricoli, titolari di imprese forestali, operatori economici. La disponibilità finanziaria del bando è di 500.000 euro e il periodo di apertura è dal 7 novembre all'11 dicembre 2018. Il primo bando è stato approvato nel 2017, sono state presentate 5 domande per un totale concesso di 480.000 euro. Sono partiti i corsi del nuovo anno accademico dell'Uni3, l'Università delle Tre Età di Lavagna. Gli iscritti superano le 200 unità, 30 sono i docenti. Nella sala Albino della Biblioteca Comunale si è svolto il concerto inaugurale, un tributo a Mina e Mia Martini e un omaggio a Ivano Fossati. A esibirsi la presidente di Uni3, Sala Vergnano, il coro Aras e altri membri dell'associazione davanti a circa 150 persone, vedete le immagini.
Passiamo ora allo sport, calcio. La Virtus Entella c'è, in attesa di conoscere il proprio destino. Domani è attesa infatti l'udienza del TAR che dovrà stabilire se i biancocelesti dovranno giocare in Serie B oppure restare in Lega Pro. La squadra è scesa in campo per la sfida della 10ª giornata del campionato di Lega Pro Girone A contro la formazione del Pisa, vincendo al Comunale di Chiavari per 2-0. Le reti portano la firma di Mota Carvaio nel primo tempo e di Diao su rigore nel secondo. Sentiamo le interviste effettuate a fine gara. Una bella partita contro un avversario vero, dopo più di 47 giorni si tornava in campo oggi. C'era tanta voglia di giocare, l'abbiamo dimostrato sin dai primi minuti, abbiamo giocato contro una squadra forte che aveva i ritmi di gioco già ben assestati e allineati. Noi al canto nostro abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, molto arcigna, anche tattica allo stesso tempo. Abbiamo concesso poco al Pisa, anzi pochissimo, abbiamo fatto 2 gol, abbiamo rischiato di farne altri 3 almeno. Abbiamo avuto 2 palle clamorose più una grande parata del portiere, mentre da parte loro c'è stata sicuramente buona pressione, ci hanno anche messo in difficoltà, soprattutto nella zona mediana del campo, ma poi negli ultimi metri abbiamo avuto sempre ragione noi. Serie C, 2 partite, 2 vittorie, 5 gol fatti, 1 subito. Però che cosa si aspetta mister Boscagli e dove vorrebbe giocare la settimana prossima? Io vorrei giocare in Champions League e vincerla pure, questo è normale. Dobbiamo attendere, noi oggi abbiamo dimostrato, la società, i giocatori, lo staff hanno dimostrato di essere professionisti, seri, validi, che ci stanno bene in questo calcio, ma allo stesso tempo desideriamo che si rispettino le regole. Quanta voglia avevate di scendere in campo nonostante una settimana un po' particolare? Sì, la voglia era tanta, perché dal 15 luglio che siamo insieme a preparare una stagione sportiva e ad oggi avevamo 3 partite ufficiali, quindi la rabbia e la voglia era tanta e penso che oggi l'abbiamo dimostrato e ci siamo tolti una bella soddisfazione. Per noi era una vittoria che ci voleva per i sacrifici che abbiamo fatto finora noi, la società, tutti, e penso che era quello che ci voleva dopo una settimana dove tutti sapete cosa è successo. Noi non volevamo scendere in campo perché ritenevamo giusto dare un segnale forte e metterci a fianco alla battaglia che stava portando avanti il Presidente, però martedì ci sarà un'altra giornata importantissima, spero che sia la giornata finale e che vada a confermare una sentenza che già c'è e che purtroppo non è stata confermata, che è quella che noi dovremmo giocare in B. In occasione del primo incontro casalingo del campionato, la Virtus Entella Chiavari ha consegnato 2 assegni di 11.000 e di 4.000 euro. Il primo è andato alla Croce Bianca Rappallese per finanziare le attività in favore delle famiglie sfollate a causa del crollo del ponte Morandi di Genova. È stato inoltre consegnato un secondo assegno all'ospedale Giannina Gaslini. La somma è stata raccolta dalla Naima Dance Academy attraverso il concorso Premio Giorgia Brixel, intitolato alla giovane ballerina scomparsa prematuramente a causa di un disturbo cardiaco. Proprio la famiglia di Giorgia ha voluto devolvere questo assegno direttamente al reparto di cardiologia della Gaslini di Genova. Il calcio in questi ultimi mesi si è fermato, ma l'attività sociale dell'Entella è andata avanti per aiutare come sempre chi ha bisogno. Questo è il commento di Sabina Croce, presidente de Entella nel Cuore. Passiamo ai dilettanti, Serie D, nell'8ª di campionato, Girone A, vincono sia Lavagnese che Sestri Levante. I bianconeri sono imposti nella trasferta sul campo del Bra per 3-1. Queste le reti al 14° del primo tempo, Bonaventura ha portato in vantaggio la Lavagnese, nella ripresa il Bra ha trovato il momentaneo pareggio al 3° minuto di gioco con Tuzza, ma un quarto d'ora dopo Oneto ha riportato in vantaggio i lavagnesi che hanno segnato la definitiva rete del 3-1 al 48° con Conti. Risultato positivo anche per il Sestri Levante che ieri ospitava al Sivori il Chieri. La rete della vittoria ha portato la firma di Righetti che è stata assegnata al 12° del primo tempo. Punteggio pieno per entrambe le tigulline che incrementano la loro posizione in classifica. La Lavagnese sale quindi a quota 12, il Sestri Levante sale a quota 8.
Ottimo riscontro per il primo Memorial Luciano Berni, manifestazione di nuoto interregionale rivolta alla categoria esordienti A, esordienti B, ragazzi e junior, che la piscina comunale di Rapallo ha ospitato lo scorso fine settimana. Appuntamento che era dedicato allo storico allenatore nonché socio fondatore della società Rapallo Nuoto nel 1971, manifestazione che ha visto la partecipazione di 400 atleti provenienti da diverse regioni italiane con circa 1000 quote gara e 130 premiazioni. Quasi 2000 quindi le presenze fra atleti e spettatori nella piscina interna del Poggiolino, teatro del torneo. Al termine della 2 giorni la squadra dei nuotatori della Rapallo Nuota si è classificata seconda dietro la corazzata del team in Subrica di Verbania. Menzione particolare nella vittoria dei 50 metri stile libero per Federico Bocchia, pluricampione internazionale nella specialità. E ora, come di consueto, scheda degli appuntamenti per domani, la sigla. Appuntamenti in agenda per martedì 6 novembre. È aperto alle visite il Museo Scientifico Leonardini Sanguinetti, che espone attrezzature d'epoca nei locali del Seminario Vescovile a Chiavari. L'orario di visita è dalle 9 alle 12. A partire dalle 11 all'Auditorium delle Clarisse a Rapallo, gli studenti del Liceo Davigo incontreranno Alberto Quattrucci, segretario generale di Incontri Internazionali Uomini e Religioni, associazione fondata dalla comunità di Sant'Egidio. L'iniziativa è promossa dall'Ufficio Scuola della Diocesi nelle iniziative del progetto Credere. Nuova lezione dei corsi dell'Accademia Culturale di Rapallo. Alle 16 a Villa Queirolo, Graziella Corsinova inizierà ad affrontare il tema dell'espressionismo con una introduzione generale. Nella Sala Livellara di Via del Pino a Chiavari alle 16:30, nell'ambito del 14° corso di cultura genovese, è in programma un incontro su Il Padiglione del Tè, gemma nel giardino di Palazzo Rocca. Ne parlerà l'architetto Roberto Spinetto. Infine un incontro per ricordare Renzo Calegari ad un anno dalla sua scomparsa. Si terrà alle 18 all'Enoteca De Fila di Chiavari, dove sono invitate tutte le persone che hanno conosciuto il disegnatore e vorranno mantenerne viva la memoria. E con la scheda degli appuntamenti termina il giornale. Prossimo appuntamento domani 12:45 TG13. Una buona serata a tutti, arrivederci.